Buonasera, buonasera a tutti. Eccoci collegati dal Museo del Baco da Seta di Vittorio Veneto, un museo particolare nel panorama del patrimonio museale della città di Vittorio Veneto. Questo ha un ruolo speciale, perché è un museo dedicato alla cultura del jazz e poi il Baco da Seta, ma soprattutto è un museo che nasce perché si è voluto fare memoria di tutte quelle donne che hanno lavorato, che hanno vissuto, che hanno sofferto all'interno di questo spazio. Infatti il museo è contenuto all'interno di un edificio di archeologia industriale, perfettamente riadattato a spazio allestitivo. Si trattava di una bacologia e questo museo nasce con l'intento appunto di far conoscere qual era questa realtà produttiva importante per il nostro territorio fino agli inizi del 1900, nasce, dicevo, 10 anni fa. Noi oggi siamo qui infatti per un compleanno, per ricordare questo 10° anniversario della nascita di questo particolarissimo museo. È bello, guardate, sono appena entrata rivedendolo per l'ennesima volta con questa luce della sera e qui all'interno si respira un'aria magica. La percezione attraverso tutti questi oggetti che ci circondano di percepire chiaramente quella che è stata la vita di queste donne, che hanno potuto sperimentare, condividere in un'epoca in cui il lavoro femminile era ancora limitato, sottovalutato, sottopagato, hanno potuto sperimentare dei momenti di condivisione, di vicinanza, di amicizia, quindi un luogo questo dove si respira una grande umanità, e tutti questi oggetti hanno e contengono un po' l'anima di chi li ha adoperati, di chi li ha usati, con quelle mani che caratterizzano anche l'icona all'ingresso del museo, il manifesto con cui noi abbiamo voluto ricordare questo decennale. Mani cariche di storia, di fatica, mani deformate, perché il lavoro all'interno era un lavoro decisamente faticoso. Ma io non vi parlo di questo, perché ho il piacere di avere qui vicino a me la dottoressa Elisa Bellato. Vi parlerà lei di questo. Elisa Bellato è l'antropologa che ha curato l'allestimento iniziale di questo museo, specializzata proprio in nella storia, in questa particolare storia del lavoro di queste donne all'interno degli edifici come questi. E quindi lei ci parlerà di questo e ci parlerà anche di un progetto che doveva avere uno sviluppo diverso, ma che purtroppo, causa Covid, ha dovuto essere ridotto nelle sue dimensioni. Ma noi non disperiamo, perché questo può essere soltanto l'inizio di un percorso che crediamo ci debba portare sempre di più a conoscere, a far conoscere questo luogo, valorizzandolo. E quindi passo ora la parola alla referente di Terra Fertile, la dottoressa Garbellotto, che è un po' una delle custodi di questo museo con la sua associazione. Francesca, a te. Grazie. Buonasera a tutti, io sono Francesca Garbellotto, vi porto i saluti di Terra Fertile. Terra Fertile è una cooperativa sociale di Vittorio Veneto
che ha un'esperienza pluriventennale di lavoro con le persone più fragili del territorio. E da 10 anni, quindi sin dalla sua apertura, il Museo del Bacco da Seta è stato affidato alla nostra cooperativa sulla base di una convenzione fiduciaria con il Comune di Vittorio Veneto per la gestione e l'apertura al pubblico. Io ringrazio in modo particolare l'amministrazione per questo incarico fiduciario, perché per noi è un'opportunità preziosa di lavoro nel territorio. Come diceva l'assessore, questo museo è nato da un'esperienza reale di vita, di condivisione, di scambio, di come dire, proprio condivisione anche di esperienze di difficoltà e di fragilità. E il museo, anche per la nostra cooperativa, diciamo, vuole essere un luogo non chiuso, ma molto aperto al territorio, molto aperto al dialogo con le associazioni con cui di volta in volta abbiamo organizzato eventi culturali di varia entità, ma un luogo in cui le persone possano incontrarsi e svolgere attività di senso. E difatti per noi è un'opportunità preziosa per fare inclusione sociale e lavorativa di persone con fragilità di vario tipo, offre percorsi anche di tirocinio e di formazione professionale per queste persone con fragilità. Volevo solo aggiungere che collaboriamo appunto da 10 anni con la dottoressa Elisa Bellato e con altre guide che hanno una formazione specifica a livello universitario e post-universitario di etnografia e di didattica museale. Le nostre guide hanno elaborato nel tempo delle proposte didattiche per le scuole di ogni ordine e grado, dall'asilo nido fino all'università, e hanno anche elaborato dei percorsi specifici di visita per adulti, sia per adulti con visite guidate canoniche, sia per persone anziane, case di riposo o università della terza età, sia per ospiti di centri diurni e comunità, persone quindi con delle fragilità, delle forme di svantaggio. E vi assicuro, in questi anni, diciamo, conoscendo le persone che sono venute a visitare il museo, è sempre stata un'esperienza molto coinvolgente, molto emozionante, perché abbiamo visto bambini molto piccoli godere di questo museo e di questo allestimento, come persone anziane emozionarsi nel rivedere i luoghi in cui sono vissute, in cui, come diceva l'assessore, hanno anche molte volte sofferto. E chiudo il mio saluto passando la parola all'Elisa Bellato e ricordando che il museo è comunque aperto il sabato e la domenica al pubblico. Grazie e buona prosecuzione. È il mio turno invece di ringraziare. Intanto ringrazio l'assessorato alla cultura, quindi nella figura dell'assessore Uliana, per aver consentito questo evento che non doveva essere così, evidentemente. Il museo è una realtà sociale, è una realtà che ha bisogno di persone per esistere nel modo migliore, soprattutto questo tipo di musei. Un museo legato al territorio, connesso con la comunità che l'ha voluto fortemente. E poi ringrazio Terra Fertile e quindi la Silvia Tommasella e quindi la Francesca Garbellotto, con cui abbiamo contatti costanti, e poi l'Ufficio Cultura, l'Ufficio Musei di Vittorio Veneto e quindi la Francesca Costa per Aria. Io inizio con questa sequenza di immagini. Doveva essere, la premessa è che doveva essere un momento di confronto, di festa affollata, ma purtroppo non è stato possibile. Ma ci rifaremo in altri momenti di sano e piacevole sovraffollamento. Di aggregazione sociale. Quindi io inizio con questa prima immagine
foto anche molto crude. Il mio compito è quello di raccontare un po' il museo con alcuni accenni anche alla storia che ha preceduto quello che ha portato alla realizzazione di questo museo, quindi le fasi precedenti alla progettazione del museo. E quindi la frase, inizio con una frase che è la più citata dai museologi, è una frase di Calvino che dice che siamo quello che non buttiamo via. Per cui all'inizio di tutto c'erano questi oggetti, c'erano attrezzi, oggetti, materiali in disuso, abbandonati in depositi più o meno messi male, che però qualcuno non ha voluto buttare. Qualcuno comunque sentiva il bisogno di non liberarsene, di non fare pulizia, di non bruciarli, comunque di preservarli. Le persone sono state tante, io cito solo quelle che ho incrociato nel mio percorso, che quindi sono Tino Sartori, quindi Dino De Bastiani, e quindi Vittorino Pianca, il direttore dei musei civici di Vittorio Veneto, e quindi la famiglia Marsona anche, e poi la famiglia Sbroiavacca, in particolare Giambattista Sbroiavacca. Una serie di persone che non consideravano accettabile la fine di questa realtà così complessa, con risvolti sociali, economici, scientifici, che è stata quella della serie bachicoltura. Non era possibile semplicemente voltare pagine, chiudere gli stabilimenti, trasformarli in appartamenti o magari raderli al suolo come è successo, ma c'era bisogno di fissare la memoria, c'era bisogno di celebrare anche un passato, perché è stato un passato veramente importante, poi lo vedremo in che senso. Non è, qui a Vittorio Veneto si è fatta la storia per quanto riguarda la bachicoltura. E poi era anche una forma c'era bisogno di elaborare un lutto, quindi trovare un rituale. Molto spesso l'inaugurazione dei musei sono dei rituali collettivi, comunitari, in cui si elabora delle sofferenze condivise. In questo caso la fine di una saga, di una vicenda, di un'avventura che aveva coinvolto la maggior parte delle persone del territorio, del Veneto, ma in particolare anche del Vittoriese. Quindi c'era bisogno di un museo del Bacco da Seta, perché qui la maggior parte delle persone hanno avuto a che fare con il Baco. A livelli diversi, o lavorando in filanda, o lavorando nelle bacologie, o nell'allevamento dei bachi, ma comunque hanno avuto a che fare con il Bacco da Seta. Per passare proprio ai numeri, quindi all'aspetto quantitativo che inquadra subito la situazione, negli anni 30, quindi un momento di grande forza, a livello nazionale si cominciava già alla decadenza, ma qui in Veneto era ancora fortissima la bachicoltura, e negli anni 30 in provincia di Treviso ad allevare il baco da seta erano 40.000 famiglie. Praticamente tutti i contadini avevano il baco in casa. E poi vedremo che non era un fenomeno che riguardava solo i contadini, riguardava tutta la società. E poi in particolare a Vittorio Veneto, oltre all'allevamento del baco, quindi la creazione, la produzione dei bozzoli che erano destinati alla filanda, quindi alla produzione del filo di seta, Vittorio Veneto si specializza nella produzione invece del seme bachi. Questa citazione introduce il percorso espositivo ed riprende quello che nel 1929 scriveva l'importante rivista specializzata dell'epoca, Economia Nazionale, che dice è cosa ormai risaputa che Vittorio è centro importantissimo di riproduzione di seme bachi. Quindi a Vittorio Veneto si era creata questo distretto di eccellenza per una serie di congiunture un po' date per esempio da un ambiente, un clima particolarmente favorevole, la presenza di imprenditori illuminati, particolarmente avanzati e attenti, anche i consigli dati da questa figura del Pasqualis, che aveva portato qui in loco grandissime competenze e saperi legati alla bacologia. Ma comunque il seme di Vittorio Veneto era
particolarmente costoso, ma molto ricercato perché garantiva degli allevamenti sani e con una maggiore produzione di bozzoli. E qui il seme Bachi arriva, oltre a uscire dalla provincia, dalla regione, arriva anche all'estero. E quindi crea una storia di eccellenza che non poteva finire così. Per cui una serie di stabilimenti nascono qui c'è una sala dedicata ai diplomi in cui si vede come il seme Bachi raggiungeva dei livelli di qualità superiore. E poi qui iniziamo adesso degli spaccati di interviste, degli piccoli stralci di interviste. Il decennale del Museo del Baco è festeggiato oltre con questi eventi che poi verranno ripetuti anche, dei momenti più che ripetuti, questo doveva essere un momento di incontro, ma verranno realizzati dei momenti di incontro, ma c'è un progetto in corso di raccolta, una campagna di raccolta di nuove testimonianze dei protagonisti di questa, che hanno avuto a che fare appunto con il Baco da seta. E iniziamo con Elio Peruc della classe del 1938, che in maniera molto efficace ci racconta come la bachicoltura è perfettamente integrata con la realtà dei contadini locali, proprio perché trattandosi di un'economia di sussistenza, era un'economia in cui non si moriva di fame, ma non c'erano soldi, per cui il Baco portava dei soldi contanti così preziosi. Partiamo pure, Federico. Un bisogno enorme, erano i primi soldi che servivano per l'agricoltura, per prendere la biava, per prendere questo, per prendere l'altro, tutte le cose che si consumavano nell'agricoltura, erano i primi soldi per andare a pagare dove i concimi, solfatto e tutte queste cose. E era un lavoro, sì, i soldi che aspettava proprio quel giorno per andare a pagare. Perché la semenza di grano turco, la semenza, il solfato e tutte queste cose che consumavi, e dopo ci voleva anche per casa, no? Per vestire, per tutto. Ecco, allora, Elio Peruc è stato efficace, quindi nel dire come senza i soldi del Baco non era possibile acquistare le sementi, le strumentazioni che erano essenziali per una famiglia contadina. E ora facciamo un passo indietro, ritorniamo nel backstage del museo, quindi nella fase che ha preceduto l'allestimento. Da giovane museologa, appena avuto l'incarico, ho subito pensato di attivare un processo partecipato, nel senso che l'idea era di coinvolgere la popolazione locale, di arrivare all'allestimento del museo per tappe che prevedessero proprio la partecipazione, il contributo dei cittadini. Per cui abbiamo pensato con i grafici a queste cartoline in cui si dice: per collaborare a delineare il percorso espositivo con i propri ricordi, con i propri oggetti, con le fotografie, mettetevi in contatto con gli uffici di riferimento, fatto in varie versioni per arrivare a diversi target, e quindi chiunque volesse collaborare a delineare il percorso si faccia vivo, e c'era totale disponibilità da parte nostra di creare una squadra di lavoro. Interessantissimo il fatto che questo tipo di materiale ha avuto in alcuni casi anche una reazione negativa, nel senso che c'è chi ha pensato che era un atto di cattivo gusto, era come se il comune chiedesse l'elemosina. Il museo doveva nascere con il contributo dei professionisti, con degli esperti, con degli studiosi, ma non doveva esserci questo tipo di questo da parte delle istituzioni pubbliche verso la cittadinanza, che è questo mi ha molto stupito come interpretazione, ma è indicativa proprio di come le cose sono molto cambiate. Il modo di interpretare il patrimonio in questi anni è molto cambiato, da una visione di lontananza si è arrivati sempre di più invece a un'idea di patrimonio che è connesso al sociale, la cultura che si fonde con il sociale. E non è un caso, per esempio, che la Convenzione di Faro del Consiglio d'Europa sul valore dell'eredità culturale per la società è stata firmata dallo Stato italiano solo poche settimane fa.
Ci ha messo 15 anni lo Stato italiano per arrivare a questa firma, ma è una svolta epocale. Questo tipo di convenzione modifica totalmente il modo di pensare al patrimonio, cioè sancisce il fatto, ricorda il fatto che il patrimonio esiste se ci sono delle persone che lo riconoscono come tale e introduce poi il concetto di comunità, di eredità. Cioè esistono delle persone che si ritrovano in quella comunità e sono loro che danno valore alla comunità, a quel patrimonio. Senza la comunità patrimoniale un'eredità può non avere senso. Il patrimonio senza un gruppo di persone che ci si riconosce, che ha voglia di trasmetterlo alle generazioni future, che lo riconosce di valore, in questa epoca storica è considerato in secondo piano, non ha delle difficoltà a continuare ad esistere. E qui abbiamo la planimetria, quindi con il progetto museografico e qui il contributo fondamentale degli architetti, quindi di Maurizio Zago e di Gianluca Sanvido, con cui avevo già fatto gli allestimenti temporanei al Museo Etnografico della provincia di Treviso, e poi Larry Pizzol, che adesso è il sindaco di Sarmede, che invece aveva curato la messa a norma dell'edificio della sede museale della Filanda Banfi. E prima di arrivare all'allestimento c'è stato quindi la ricerca d'archivio per esempio. Questi documenti sono molto interessanti perché trovati nell'archivio del Comune di Vittorio, che raccontano appunto l'importanza di questa attività ancora presente negli archivi storici della cittadina e che ci dice come all'epoca, qui siamo nella fine dell'Ottocento, nell'81-86, poi per una lettura precisa li trovate esposti in museo, però era bello ricordarli perché qui si vede come nell'86 per esempio il sindaco aveva il compito di redare raccontare come andava la campagna bacologica dell'anno e di riferirla, quindi di trasmetterla alle istituzioni nazionali di riferimento. E in questo caso, per esempio, nell'86 1886, il sindaco dice: la seconda metà di aprile e quasi tutto il successivo maggio, decorsi piovosi e freddini, impedirono il normale sviluppo e maturazione della foglia. Per cui, nonostante l'andamento regolare dell'educazione dei bachi, il prodotto effettivo risultante si trovò per peso inferiore di circa un terzo a quello dell'anno decorso. Quindi queste poche frasi ci danno l'idea di come l'allevamento del baco era sottoposto a quelle che erano l'andamento climatico, quindi era sempre a rischio di risultati più o meno positivi e la fogliazione era fondamentale. La foglia del gelso, se quell'anno aveva una produzione non ottimale, comportava poi delle ricadute negative nella produzione poi del baco. Quindi questo senso di sospensione anche, a cui noi non siamo più abituati, a questa precarietà, questo non poter controllare gli eventi in tutte le loro conseguenze. E anche questo bollettino di Sericoltura ci rende conto dell'importanza delle strutture che esistevano, che controllavano, che si occupavano a livello nazionale di questo settore. Per cui siamo nel 1905, il bollettino di Sericoltura veniva pubblicato settimanalmente addirittura e qui leggiamo a Collalto di Susegana. A Collalto c'erano degli importanti stabilimenti, alcuni oggetti sono stati donati al museo, per cui li trovate esposti in museo. E qui siamo nel 1906, nel 3 giugno, e vediamo a Collalto che si dice: le giornate calde e ventilate favoriscono l'andamento dei bachi, che hanno superato felicemente la quarta muta, e molte partite si avviano al bosco con generale soddisfazione. Il raccolto si può considerare assicurato e buono. E anche noi tiriamo un sospiro di sollievo alla fine. In questo caso l'annata è andata bene, e quindi per la grande soddisfazione di tutte le maestranze, di tutte le persone che ruotavano attorno a questo tipo di economia.
Altro tassello che ha portato alla creazione di questo museo è stata la catalogazione dei vari oggetti. Man mano che si catalogavano gli oggetti si capiva anche il senso di altre presenze in deposito. Per esempio questo contenitore di vimini per il trasporto di bozzoli con la crisalide viva mi ha fatto capire il senso del quadro che avevamo in deposito, e cioè il fatto che il Bachi si era scoperto un po' come i bambini, avevano bisogno di andare a respirare alla diversa. Cioè l'essere sempre, continuamente riprodotti e coltivati nello stesso luogo, quindi a Vittorio Veneto, danneggiava la fisiologia. E quindi c'era bisogno di avere dei luoghi lontani, ma sempre in contesti molto salutari, in questo caso a Monticchio nel Vicentino, dove trasferire il seme Bachi e farlo crescere in un contesto diverso, per fargli cambiare aria. Qui altro aspetto di come è stato costruito questo museo. Nelle interviste avevo raccolto il fatto che nella prima fase dell'allevamento i bacolini erano portati a casa dai contadini ed erano messi in cucina. Lo spazio all'inizio era minimo, lo spazio di cui avevano bisogno era minimo, per cui semplicemente si allestivano questo tipo di graticci sospesi, molto spesso sospesi anche sopra il tavolo della cucina. Evidentemente si tratta di oggetti effimeri, nessuno li aveva conservati, e quindi la necessità di trovare degli anziani in grado di ricostruirli e di consentirci quindi di documentare questo aspetto che era molto importante, proprio perché dall'idea rende conto della vicinanza, della convivenza anche fisicamente molto promiscua degli uomini e della famiglia contadina con i Bachi, che nei primi tempi convivevano in famiglia, appunto. Poi volevo condividere anche questa piccola emozione che è il risultato delle ricerche, anche in questo caso. Allora, qui la foto documenta un edificio di Peralolo, messo a disposizione da Tino Sartori. Era l'edificio in cui venivano portati a svernare il seme Bachi. Cioè anche qui, per questioni di fisiologia, il seme Bachi ha bisogno di passare tra febbraio e novembre dei periodi in un contesto dove la temperatura è bassa. Prima dell'istituzione delle camere frigorifere si usava quindi il freddo naturale, e quindi i vari stabilimenti avevano delle strutture in montagna o quindi in Cansiglio per esempio, oppure in questo caso siamo in Cadore a Perarolo. E io avevo raccolto nelle interviste il ricordo di Tino Sartori per cui la sua famiglia faceva riferimento nell'ultima fase a una vedova che quindi passava l'inverno a controllare questi seme Bachi. E poi ho raccolto contemporaneamente anche l'esperienza di un anziano che mi diceva io da bambino passavo gli inverni con mia madre, vedova, a controllare il Baco. Ecco, poi facendo gli ingrandimenti, studiando questa foto che tra l'altro è bellissima, si vede come a destra è apparsa la figura di una signora con un bambino. E quindi abbiamo consegnato poi questa foto alla famiglia di riferimento proprio come un momento di ricongiunzione anche di affetti, di forti emozioni. Ho fatto accenno a questa parentesi proprio per introdurre anche l'importanza del femminile in questo museo. Molti, come accennato anche dall'assessore,
molte chiavi di lettura del museo passano attraverso la donna e il suo ruolo all'interno di questa attività bacchisericola. E la Filanda evidentemente era il centro di questo mondo che consentiva alle donne dei momenti di confronto con figure diverse da sé e quindi anche dei momenti di forte emancipazione. E qui vediamo come racconta l'esperienza di Filanda la Lina Zanchettin della classe del 1925, il suo rapporto per esempio con l'autorità, la deferenza verso il padrone. E anche la diversa dieta di chi si poteva permettere di vivere come contadino, aveva una dieta molto più ampia, e invece altre figure di città. Vediamo. Dopo devo andare al lavoro, sono andata in Bisogna e nessuno mi ha mandato, perché era un'altra mia cugina che era in casa, che era più vecchia di me. Curati insieme, così si fa in compagnia. Ora sono andata a mandare di ritorno con il libro, il reo, è giusto. Hai voglia di lavorare? Sì signor, mi dite a me, perché se non hai voglia, quella è la porta, e se hai voglia, è questa. Il mio c'ha giusto che ne insegna lui, c'ha anche paura perché era un tipo, era un bell'uomo, ma severo, anche con gli operai. Comunque mi ero contenta, mi piaceva proprio fare il mestiere là, però da mangiare mai manca. Che tanti là soffria fame, che portai misa un chilo di farina che ve a terra e una borsa di patate, perché ve ovi che metteva dentro il do che metteva dentro le gaette, patate di fiaboia dopo si fa boia le gaette, e che buona la vita, e diceva. Hai voglia di lavorare? Sempre questa, la categoria del lavoro che ritorna in questi territori come elemento fondamentale, fondante. Aver voglia di lavorare determina l'essere una brava persona, una brava donna e un bravo uomo. Qui, sempre Lina dice anche, io ho lavorato in Filanda fino al primo figlio, e capitava spesso, il primo figlio o molto più spesso ancora con il matrimonio, si interrompeva l'esperienza di Filanda col matrimonio. Avrei voluto continuare, ma la mia suocera non ha voluto. Invece Rosa, nata nel 1942, dice, io volevo andare in Filanda, ma era di famiglia di mezzadri e non hanno voluto. E la famiglia di Mezzadri non disponeva dei suoi membri perché il padrone della terra li considerava manodopera che doveva essere funzionale alla resa del fondo, non tanto con libertà di andare a lavorare all'esterno della famiglia, della terra, quindi data con il contratto di mezzadria. Il lavoro della donna, quindi un lavoro fondamentale per la sussistenza della famiglia, ma sempre all'interno di cornici di obblighi dettati da altri. Nel caso della giovane sposa arrivata nella famiglia del marito, quindi la suocera, oppure nel caso di una famiglia contadina, la famiglia di Mezzadri, il padrone della terra. E qui continuiamo con una lettura sempre al femminile, con la brevissima, lo strazio di intervista di Carmelo della Torre, classe 1928. Lui ricorda invece come l'allevamento invece del Baco era anch'esso lasciato alla responsabilità della donna di casa. Alla donna competevano il rispetto di tutte quelle pratiche, di quelle regole che ne garantivano il buon successo, e quindi l'igiene, e quindi l'alimentazione corretta, e quindi il calore esatto. Il baco era un insetto molto delicato, per cui bisognava essere molto attenti nella cura, al tendarghe. Sentiamo Carmelo. Era mia mamma una bravura, mia mamma. E mia mamma, siccome che io non ci stava su anche di notte, a dargli ogni 2 ore, a fare l'intervista prima, perché tanto gli mette in piedi anche 8-10 giorni
dopo erano altri a farli andare a fare il bosco. È più caldo che si fa, è più spesso che si dava foglia fresca e prima andavano a fare il bosco. E mi ricordo che mia mamma l'ha andata in letto alle 11 e ora stai su me e mio fratello e Bruno. Me e mio fratello fino alle 2 veniva a mangiare e dopo veniva via. Ma è alle 2, prima delle 2 non sapeva perché guardate che hai in dormenza, si è addormenta e sicuro e non sapeva se si era svegli. Quindi bisognava stare attenti al baco anche di notte, e la cura era continua. E i ragazzi anche degli anni 30 diciamo che sono uguali a quelli, cioè c'è una continuità, diciamo, per cui la madre deve comunque sorvegliare, può contare nell'aiuto dei figli, dei ragazzi giovani, però comunque c'è bisogno di una sorveglianza superiore, perché in gioco c'era troppo. L'andamento sbagliato di quell'allevamento avrebbe veramente danneggiato troppo la famiglia e non era accettabile. Mentre Angela Pizzinato, nata invece nel 1940, racconta una sua esperienza di bambina, di come faceva un suo piccolo allevamento. Vediamo, sentiamo. Sì, i miei genitori appunto avevano i bachi sul granaio sopra le camere, abitavamo su di qua, su una casa vecchia allora insomma. E appunto quando cambiavano il letto ai bachi io andavo a cercare il baco e poi mi ero fatto un graticello per conto mio. E dopo con i bozzoli li vendevo anch'io assieme agli altri e mi li lasciavano i soldini, non mi ricordo più cosa prendevo, non mi ricordo più. Mi ero fatta un graticello per conto mio. E qui questa testimonianza è tanto interessante perché ci dice come si formava l'autonomia dei bambini nell'immediato dopoguerra. Quindi il lavoro come gioco, il lavoro come modalità di entrare nel senso della famiglia, come strumento di acculturazione, come modalità per capire come si doveva stare al mondo. E trovare anche quindi proprio la propria modalità di interagire con il contesto in cui si era inseriti. E qui il marito Domenico Dalcini invece non figlio di contadini, però abbiamo detto che il baco era un fenomeno trasversale di questi territori, per cui riguardava anche chi non aveva la terra, perché chi non aveva la terra comunque poi andava a aiutare la famiglia contadina nei momenti di grande lavoro, per cui quando si sbozzolava, quando si staccavano i bozzoli, quando le gaete erano pronte e quindi dovevano essere raccolte e chi poteva partecipare era molto contento. Vediamo il perché. Sì. Quando erano, sì, più di una volta, quando io ero ragazzo, mandavamo sempre, per quando si trattava di andare a levarli, perché di solito qua, dopo che quando era ora, diciamo, di filare, li mettevano sopra della legna, per esempio la legna delle viti, le viti che venivano portate, cioè che levavano quando in autunno, la spargevano sopra, allora i banchi venivano su e là facevano i bozzoli. E noi quando si trattava di andare ai bozzoli, mi ricordo che andavamo volentieri perché allora è da ridere, però in realtà andavamo a aiutare i contadini e allora andavamo volentieri perché quel giorno che eravamo lì ci davano a mangiare il prosciutto che a casa mia lo vedevo in fotografia. Purtroppo quei tempi era così. Sì, non era, però non è che neanche i contadini
facessero una bella vita, cioè mangiavano perché è quello che avevano, ma insomma era sempre una vita un po' grama, insomma, soldi pochi. Beh, allora, intanto il prosciutto poi me lo sono fatto spiegare, lui intendeva dire la carne di maiale, quindi il salame, il cotechino, l'ossacollo, quindi il prosciutto, abbiamo capito insomma cosa... ricordo che questo tipo di le interviste le stiamo continuando a fare, le sto continuando a fare nel progetto proprio che riguarda il decennale del Museo del Bacco, per cui chi ha voglia di raccontare la sua esperienza, quindi voglia di passare anche un pomeriggio, una mattinata di Amarcord, può prendere contatti con il Museo del Bacco. Il tutto avviene in totale sicurezza con le norme Covid. E adesso passiamo a un'altra immagine. Qui si vedono due indumenti a confronto, sono entrambi ovviamente oggetti del museo. Da una parte la vedrete meglio quando verrete a visitare il museo, e da una parte c'è la camicetta in seta della contessa Sbrogliavacca. Sono uscita personalmente a farmi donare dal figlio Giambattista e che racconta, siamo negli anni 30, racconta l'eleganza, la raffinatezza, anche il costo di questo tipo di prodotto che era solo per pochi, per la classe elevata della società. Dall'altra destra invece abbiamo le camicette in nylon degli anni 50, sfiziose, economiche, anche carine. È evidente come sia un confronto di due universi, il passato e il futuro. Le camicette in nylon introducono alla fine della bachicoltura. Fine che ha avuto una serie di ragioni, ma tra queste sicuramente l'arrivo del materiale sintetico e poi evidentemente anche la competizione non era più possibile competere con l'Oriente, i costi non erano più, non era possibile stare a riuscire a vincere nel mercato la competizione asiatica. E poi però altro aspetto interessante da sottolineare è che gli stessi contadini, nel momento in cui possono, quando finisce la mezzadria, quando i patti agrari consentono una maggiore libertà da parte dei contadini nella scelta delle colture, i contadini smettono perché era un lavoro alquanto faticoso e il mese di maggio era veramente pesante. Vediamo a questo proposito cosa ci ha detto Mario Perucche del 47. Quanti tenerli? Lo sapevamo qual è il nostro potenziale, quanti gelsi abbiamo, quanto spazio abbiamo per metterli a filare. Portiamo a casa 10 once, va bene, ma poi è come mettere 3 kg di riso in una pentola, ti scappa fuori dappertutto, imbratti dappertutto e non fai niente. E qui è uguale. Sapevamo 2 onze, 2 onze non dice fia. Non dice fia 2 onze, se no che vuole un pezzo di capannone che non c'era, e poi ci vuole braccia e foglie e gelsi. Perché nel mese di maggio l'era da solcitar la biava. L'era da fare la prima segata per mandare a camminare le vacche, far fien, un mestiere l'era da solcitar e dopo l'era da sappare la biava. E nel frattempo, intanto che si riposava, si andava a mangiare ai cavalieri. Era terribile il mese di maggio, Sì, terribile. E avanti con una fede, avanti con la speranza, guardare avanti. A guardarmi dietro mi fa un po' fastidio. Il mese di maggio era terribile, ma avanti con la fede, avanti con la speranza. Ci dicono molto queste parole della postura, del modo di stare al mondo, di affidarsi anche alla fede come strumento che aiuta nella quotidianità. E quindi nel momento in cui si può scegliere di cambiare si va altrove, quindi
molti contadini hanno abbandonato la terra e hanno preferito andare a lavorare in città, nel terziario. Mentre per esempio Sebastiano Baccichetti racconta un'altra storia. Loro hanno continuato ad allevarli fino all'inizio degli anni 70, nel 71, nel 72. Però anche nel loro caso poi si è arrivati alla fine. Non era più economicamente accettabile come tipo di sforzo. E poi Sebastiano mette in luce il cambio anche di atteggiamento, no? Prima nella famiglia contadina la manodopera delle persone era considerata totalmente gratuita e i sacrifici erano ovvi. Poi invece le cose cambiano e quindi si fanno anche i conti. Ascoltiamo. Vorrei sbagliarmi, ma fino al 71-2 siamo stati quasi gli ultimi, no, praticamente gli ultimi, e con i miei fratelli, siccome che altre coltivazioni erano meno impegnative, più quell'anno là si sono proprio stancati, hanno rinunciato per di tenerli perché non mi ricordo, ma mi sembra 800 lire al chilo, non so se era poco, insomma, o manco, non so. So che l'ultimo anno hai preso una stupidaggine, insomma, qualche 100.000 lire, ma è un sacrificio enorme. Era altri tempi, però non giustificava il lavoro di 10 persone per sta resa economica che era bassa, insomma, e là, da quell'anno là avevamo anche un ambiente nuovo fatto nel 68 che si adattava benissimo, abbiamo fatto, cioè era un lavoro già prima, si occupavano tutte le stanze qua in casa, in soffitta, fuori delle camere, questa stanza qua si viveva qua con i bacchi qua, fino all'esterno qua. Sull'altra dappertutto, tutti i tabbiati, si svuotavano i tabbiati dove si metteva il fieno per poter accudirli. Si chiudeva con coperte perché era già qualcosa di difficile già trovare il nylon per chiudere è stata una conquista quando arriva il nylon. Prima si chiudevano con delle coperte vecchie le finestre. Sì, non c'erano telai, non c'erano. E dopo aver fatto questo ambiente lassù con dei telai in plastica, che è 15x15, cioè era un lusso, gli ultimi 2 o 3 anni li abbiamo fatti là, però abbiamo smesso comunque. Quindi non era più possibile, anche avendo costruito delle strumentazioni, degli apparati che facilitavano la lavorazione, non era più conveniente. Allora, abbiamo visto come da una parte il museo è un luogo di memoria per le persone âgée, per le persone di una certa età, quindi un luogo dove ritornare per dare un senso anche al proprio passato, in alcuni casi per esempio anche dare dignità culturale a quella che è stata un'esperienza di vita contadina che a lungo bistrattata anche. Nelle generazioni precedenti ci si vergognava di essere contadini. Questo tipo di musei etnografici, il Museo del Bacco da Seta invece ricorda come la storia contadina è stata una grande storia a tutti gli effetti e che essere contadini ha significato costruire questo territorio, ma avere dei contenuti, delle conoscenze, delle sensibilità rispetto al contesto del territorio che devono anche essere recuperati in alcuni casi. E responsabilità del museo invece è, quindi da una parte gli anziani, va bene, e sicuramente il museo crea una comfort zone, potremmo dire, ma invece la maggior parte della responsabilità è rivolta verso le nuove generazioni e quindi cosa trasmettere a loro, come utilizzare gli insegnamenti del passato per costruire un futuro che sia compatibile con le esigenze del contemporaneo. E quindi qui, come già ricordate anche dalla Francesca Gabellotto, anche a me spetta il compito di ricordare il nutrito pacchetto di proposte di educazione museale elaborate dalla Francesca Barp, dalla Serenella Bergamin, dalla Tatiana Zanette e che riguardano tutte le scuole di ogni ordine e grado, ma poi anche i gruppi di famiglia e anche gli adulti, come prevede una educazione museale secondo i parametri contemporanei.
E sto quasi terminando ricordando un altro aspetto che all'epoca mi aveva molto colpito, cioè nel corso della realizzazione di questo museo ho raccolto anche dei punti di vista contrari, cioè c'era chi diceva che no, la creazione di un museo dedicato al Baco sanciva definitivamente la fine dell'economia del Baco, proprio perché c'era un'idea di museo legata al museo come morte, il museo che raccoglie, il museo polveroso, il museo che raccoglie quello che non ha più senso e significato per il contemporaneo. Ecco, tutto questo, il Museo del Baco è testimone di come questo ormai è assolutamente passato e probabilmente ha contribuito anche a questa trasformazione. Ed è interessante appunto ricordare questo gruppo di aziende del territorio, del contesto qui, più o meno locale, che invece hanno fatto una serie di eventi qui in museo, perché si riconoscono nei contenuti che il museo documenta, quindi nella storia di cui è portatore, nei valori che ricorda, quindi le maestranze con grandissime competenze, il rispetto per i propri dipendenti, l'attenzione dell'imprenditore per il territorio in cui è inserita la sua attività, tutto questo in contrapposizione con quella che è definita i danni della fast fashion, i danni della moda spazzatura, no? E pensiamo quindi all'insostenibilità ambientale e sociale delle produzioni di moda che non sono attente ai contratti, a chi produce e a come produce i propri tessili. Qui ci sono una sequenza di immagini per far vedere il museo, quindi incentivare anche la curiosità. Questa è la sezione dedicata alla selezione dei bozzoli, qui siamo invece in Filanda, qui è l'incontro tra bachicoltura e agricoltura invece, e qui invece la stanza della seta, dove venivano controllate in maniera perfetta la matassa uscita dalla Filanda e che poi partiva per arrivare nel Comasco in Lombardia. Qui siamo invece nella zona del lavaggio e dell'essiccazione nel lavaggio e nella purificazione del seme bachi. Mi piace finire dicendo che in museo ci si diverte, anziani e giovani, si può fare l'esperienza di specchiarsi, di essere principesse e principi vestiti di seta. E qui ricordo anche gli orari, insomma gli orari aperti tutti i weekend, ma da ricordare che è disponibile invece sempre su prenotazione per gruppi quando se avete altri orari oltre il weekend non c'è problema, Terra Fertile è a disposizione per aprire e anche per delle visite guidate dedicate. Io quindi vi saluto e ricordo che questo progetto di celebrazione del museo continua, per cui ci saranno, intanto chi è interessato può prendere i contatti per essere intervistato e poi seguite la pagina Facebook del Museo del Baco da Seta, perché verranno postate delle pillole di questi filmati con dei commenti. Buona serata a tutti.